Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, ragazzi, mancano 2 giornate alla fine della prima stagione col giocatore del Comenda veneziano, ragazzi. Verona Udinese, speriamo di finire la stagione al meglio, sarebbe bello arrivare a 10 gol stagionali, quindi in doppia cifra, però la vedo dura, mancano 2 partite, devo fare 2 gol, siamo stati un po' incostanti, però comunque, insomma, già fare 8 gol alla prima stagione di Serie A non mi sembra male. Verona Udinese. In campo oggi si affrontano Hellas Verona e Udinese. Peppe, che ne pensi dei padroni di casa? Mancano 2 giornate alla fine del campionato e vorranno sfruttarle per... Attenzione, gol dell'Udinese, incredibile. Incredibile gol dell'Udinese, io non ho parole. No. Il momento è decisivo, siamo nel finale della partita. Male, disastro, ultime giornate proprio orrende, tutte così, partite schifose, noiose, cioè... Con qualche difficoltà ma riesce a liberare. Finisce qua ragazzi, 1-0, schifoso e vergognoso, noia pura. Allora registriamo che la seconda partita nello stesso video per finire la stagione, se chiaramente posso fare, nel senso se non sono infortunato, se no chiudiamo la stagione. Vediamo un po'. Avanza. L'ultima contro il Napoli, vediamo se la posso fare. Ok, prossima partita, speriamo anche quella con il Napoli. Vai Fioi, si chiude la stagione. Napoli-Verona. Chiudiamo la stagione, comunque positiva, speriamo di chiudere magari con un golletto, con una prestazione degna di nota. Ho messo 4 minuti proprio perché è l'ultima partita e poi insomma ci catapultiamo nella prossima stagione, cerchiamo di valutare anche le offerte. Mi piacerebbe un'offerta da squadre particolari, che a me piacciono squadre particolari, in campionati anche strani, perché vorrei fare anche esperienza all'estero, vediamo. È in posizione per il cross. Avanza, palla al piede. Attenzione. Aia. Gol. Il portiere non si fa sorprendere. Certo che ragazzi partire così non è bene. Mamma mia, grandissimo portierone. Sarà corner. È che io preferisco fare più panchina ma in una squadra forte, che cioè giocare tanto in una propria squadra che mi sta sulle balle. 8 gol. Un tiro un po' presuntuoso. Eccola là. No, ecco, però io non accetto che i giocatori miei possono fare ste robe. Coglioni sono. Cioè, mamma. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Aia, gol. Che gol! Splendida rete! Gol del Napoli, 1-0. Non finiamo bene la stagione, comunque tante sconfitte. Appena l'obiettivo salvezza è stato centrato, basta, la squadra ha mollato, la cosa mi sta abbastanza sulle balle. Il lancio preda dei difensori. Ma guardali, ste minchione, ma dai, ma non si può giocare così. Berani. Non si può proprio giocare così. Britos. Maggio. Appoggia di prima. Sabaleta. Cross intercettato, sfuma l'occasione. Spezza il gioco avversario. Mi anticipano sulla donna. Che finale di stagione di merda. 5.5. Meno male che ho fatto la parte centrale positiva. Che cazzo. Grande come. Niente, non riesco a dribblare un cazzo di sì, però non posso essere così. In Serie A non arrivi così scarso, mi dispiace, cioè. Meno male che ho fatto un po' di gol, guarda, mi sono inventato quel triplettone contro il Chievo. Altra ce l'ha. Allora, il computer non sbaglia mai. Bello. Il Barcellona, il Barça. Rafael Martini. Grande.
Chiaramente me la sono fatta passare perché voglio segnare io, anche se la porta a volta me la faccio passare comunque, mi interessa niente. Ste merde di giocatori devono darmela a me, voglio io la gloria, no sti stronzi obesi. Tanto ormai siamo salvi. Non sbagliano un passaggio. Certo che non li rubiamo palla neanche per sbaglio, Insigne. Ah, non vedo l'ora di cambiare squadra, sinceramente mi ha rotto il cazzo il Verona. È che sono ancora a 71 anche di parametri, cioè. Albertazzi. O veramente vado in una squadra piccola anche che mi sta sulle balle. E gioco sempre, cerco di portarla, non so, anche dalla Serie A, dalla Serie B alla Serie A, boh. Sì, però non possono dare un passaggio. Non sbagliano mai un passaggio le big, dai, non è possibile. Cioè, devono tanto sistemarlo FIFA, però perché non. Zabaleta. Ma porca troia. Può appoggiare al compagno. Palla che termina sul fondo. Niente da fare. Il passaggio trova il compagno smarcato. Dai Fioi. No. Fammi era un tiro di merda, un passaggio di merda tanto. Dai che finisce sta cazzo di stagione. Qualcosa subito per attrezzare la partita, sarà troppo tardi. Dopo un finale di stagione orrendo, orribilante. Romulu. Avanza. Cerchiamo di dare un senso a questo. Beh, proprio un passaggio di classe. Il Cuba la recupera di. Che forte che però il Cuba, ragazzi. Cosa avevo recuperato? Stileccio. Madonna che nervi, scusate Fioi, ma. Stai calmo come. Relax. Triangolo. Occhio. E i difensori interrompono l'azione proprio sul più bello. Dai Fioi, dai. Romulu. No. Ma perché me la passa così? Ma perché? No, fa una apposta. È l'unico pensiero che ho, perché c'è. La formazione di casa sta per apportare delle modifiche alla formazione. Insigne. Dai Fioi, dai, crediamoci. Ottima visione di gioco e senso della posizione. Niente, ho sbagliato 5.1, vabbè. Questa è l'altra cosa ridicola, cioè, l'unico che fa qualcosa sono io, 5.1. Donadel. Passa con il tacco. Bella, questo è un buon passaggio, secondo me. Ormai in zona d'attacco. C'è il cross. Vai Cuba al volo! Palo! Non ci credo cosa avevo fatto. Questo cambio non è di certo un provvedimento nei confronti. Cosa avevo fatto? Un palo scandaloso su un tiro al volo di sinistro, incredibile, non c'è neanche fortuna. Un palo che va veramente a farmi incazzare ancora di più. Insigne. Niente da fare. Adesso tengo la palla per un'ora. Vabbè, solita cosa. Marek Hamsik. Occhio. Tua. Recuperato dal difensore. Interviene con un tempismo eccezionale. Guarda che lento, madonna che lento. Goran Pandev. Tutte 1-0 li sto perdendo, va bene. Ha intuito tutto ed è riuscito a intervenire sulla palla prima che giungesse a un avversario. Si spinge in avanti. Vai. No, a me non devo passarla, Fioi, cioè. Cosa è successo? Cosa vuole? Ma cosa vuoi? Ah, Donadel. La sta per affiorare, questo cambio serve a dare nuova verve alla squadra. La verve?
Sabaleta. Pressiamo. Crediamoci. Siamo ormai Niente da la fare. partita è tutt'altro che decisa. Sostituzione in vista. Beh, è chiaro che fa, certo. Ancora 8 minuti da giocare. Cartellino giallo. Cartellino giallo. Serve una scossa se vogliono sperare di recuperare. Possiamo recuperare la palla e tentare l'ultima azione, grazie. I tifosi di casa incitano a gran voce la propria squadra. Da questa situazione potrebbe scaturire un gol decisivo ai fini del Bravo! risultato. Dai, come l'ultimo secondo di cuore! Sta dimostrando il 12° uomo in campo. Grande tempismo in questa Niente, non arriva la gioia finale. Il lancio. Intervento falloso e punizione. Ma dai, poteva tenermi per l'ultima punizione, ma che palle. Vabbè, raga, è finita la stagione, però mi girano i coglioni, cioè. Mi girano le balle perché poteva finire meglio e vabbè, insomma. Se abbiamo fatto tiri in porta, 3 su 4, obiettivi raggiunti comunque. Sono molto soddisfatto di questo. Chiaramente io non sono ai mondiali, ma è anche abbastanza normale. Guarda che veloce, giugno. Dai, da luglio riprendiamo con, penso sia da luglio il calciomercato e cominciamo a capire le possibili trattatives. Va buon ragazzi, un saluto da Kumendo Veneziano. Ciao, termine. Kumenda Veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda Veneziano, lo youtubers italiano.